E con la fanfara dei bersaglieri naturalmente sono entrati in campo la FMCZ Rugby Rovigo Delta e il Sandona Lafert di Piave. E dopo due splendidi cambi di fronte ancora Rovigo a sinistra, dentro, a un passo dalla meta Rodigini, veramente con due splendide azioni di gioco. Rodriguez, Majstarovic si libera di un placcaggio, insiste sotto i pali, sostegno rossoblu, un altro fallo forse nel gioco a terra dei veneziani ed Expo arriva alla prima meta. I sandonatesi sono riusciti a arginare l'azione di Denis Majstorovic, ma alla fine il sostegno di Marco Frati è finora maturate da Rovigo a Mogliano e a Calvisano. Ultimo blocco per Zanini, crollo, ma Rovigo col possesso in spinta, ancora raggruppamento in piedi ed ecco che Matteo va a marcare, che subentrerà probabilmente a Marco Fratti. Basson parte, il pallone sembra ben indirizzato, così non è. E mettere ancora più pressione con soluzione al piede alla difesa del Sandonà. Quella là, Majstarovic che è presa al volo e adesso si invola e se ne va in meta. Spallone a Edoardo Lubia, no, Zanini. Era Gullo Zanini, appunto, bravo Alberto, ma bravo soprattutto Denis Majstorovic fino ai 22, dove poi ha tergiversato quel tanto che basta. Possesso chiaro, Rodriguez, Collon e voilà, arriva la meta di McKenny in bandierina. Bordonaro e Silva, quindi anche Rovigo cambia tutta la prima linea, parte Basson, il pallone è perfettamente indirizzato, altri 2 punti per Rovigo. Ti chiedo di esprimere la tua preferenza quando potrai, quando vorrai. Intanto ha voluto proprio in questo momento Giacomo Riedo andare in meta. Devo rifletterci un pochino. Intanto la trasformazione di Stefan non riesce. Sandonà vanifica con l'indisciplina anche il possesso che ha avuto, che non è stato moltissimo in questo match. Rovigo adesso trova autostrade per un'ennesima marcatura. Basson è partito velocemente, ovviamente con le difficoltà in rimessa laterale è normale ora cercare anche questa via. Ottimo il cambio d'angolo di Zanini, fa fuori altri 2 avversari, trova il sostegno di Riedo. Rovigo avrà un punto di incontro sui 5 metri sandonatesi, palla spostata da Chillon per Matteo Ferro, di nuovo all'esterno, dove Rovigo ha una superiorità incredibile con Lucchin che ben servito da Rodriguez va a marcare vicino ai pali. Anche senza palla. Sì, decisamente pallone. È stato uno di quelli che ha maggiormente vinto collisioni. No, in realtà sì. Stefan ha sondato la disponibilità dei compagni a giocare quest'ultimo possesso. E dunque il risultato finale allo stadio Mario Battaglini, 12ª giornata del campionato di eccellenza. FMCZ Rugby Rovigo Delta 41, Sandonà Lafert 0.